essere. Tragedia nella notte in laguna davanti all'isola del Lido, un motoscafo ha travolto un barchino di pescatori, pesantissimo il bilancio, 2 morti e 4 feriti. E tragedia anche sulle strade del Veneto, lungo la Feltrina, ieri sera ha perso la vita un motociclista padovano a Loreggia, nell'auto uscita di strada è morto un 40enne di Stra. Ed ancora ricoverato in gravi condizioni il 18enne accoltellato alla gola a Treviso dopo un concerto, indagini a tutto campo, mi hanno aggredito 2 italiani e uno straniero, ha detto prima di perdere i sensi. 40enne albanese ferito da un colpo di pistola alla spalla esploso da un uomo che l'ha atteso sotto casa con il volto coperto da un passamontagna, i carabinieri indagano sull'agguato. 1000 i modi che si inventa la gente per non pagare le multe, è andata male ad un vicentino di 31 anni che dovrà affrontare il processo, ha detto che gli era stata clonata la targa dell'auto. Continua la polemica sul decreto dignità dopo le critiche di industriali ed artigiani, allarme alla Stiga di Castelfranco, costretti a non confermare 160 dipendenti. Traffico intenso per le partenze per le vacanze, code, rallentamenti in A4 allo snodo di Padova e in direzione Trieste. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca, l'avete sentito nei titoli, tragedia nella notte in laguna nello scontro tra 2 imbarcazioni. 2 persone hanno perso la vita, altre 4 sono rimaste ferite. Su questa tragedia ci aggiorna in collegamento telefonico da Venezia Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno da Venezia. È tragico il bilancio dell'incidente nautico avvenuto in laguna la notte scorsa, ieri notte, intorno alle 23:30, in zona San Nicoletto, al Lido di Venezia. Vittime 2 pescatori veneziani nello scontro tra 2 barchini, appunto quello dei pescatori con un lancino di un privato condotto da un veneziano, anche questo. I 2 pescatori erano Renzo Rossi e Natalino Gavagnin. Sembra uno dei 2 di professione tassista o gondoliere, ancora non si sa, accertamenti sono in corso. Altre 4 persone invece, tutti giovani tra i 20 e i 25 anni, sono stati accompagnati al pronto soccorso ma non avrebbero riportato lesioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i militari della Capitaneria di Porto che stanno ricostruendo la dinamica dello schianto. È stato violentissimo l'impatto, dicono infatti i ragazzi del secondo barchino. Stando ai primi accertamenti della Guardia Costiera sembra che l'unità con le 2 vittime a bordo fosse ferma. La seconda imbarcazione invece, che era in navigazione, non sarebbe riuscita a evitare l'altra e l'avrebbe investita in pieno. C'è da dire che uno dei 2 pescatori non è morto immediatamente, gravemente ferito, è stato recuperato dall'acqua e trasportato all'ospedale di Venezia, però non ce l'ha fatta, è deceduto prima di giungere in ospedale. Invece il secondo pescatore è risultato disperso in acqua per diverse ore, si parla di circa 2 ore, è stato individuato soltanto verso l'1:30 nella zona della darsena marina di Sant'Elena, già privo di vita. I ragazzi invece dell'altra barca sono stati dimessi dall'ospedale nelle ore successive. Per il momento da Venezia è tutto, maggiori dettagli nel corso del TG della sera. Linea allo studio. E la notte appena trascorsa è stata tragica anche sulle strade, ci sono stati 2 gravi incidenti. Il primo si è verificato ieri sera lungo la Feltrina all'altezza di Pederoba, al confine tra le province di Treviso e Belluno, a perdere la vita un motociclista padovano. Per Eric Salviato doveva iniziare un weekend in montagna insieme ad un gruppo di amici e invece lungo la strada per la vacanza il 31enne di Padova ha trovato la morte. L'uomo in sella alla sua moto stava viaggiando lungo la Feltrina quando intorno alle 21 all'altezza di Pederoba si è scontrato contro un'auto che proveniva dalla corsia opposta per motivi che dovranno ora essere chiariti dagli agenti della polizia stradale. Il Centauro ha poi finito la sua corsa contro un muretto, fatali le ferite riportate. Il 31enne è morto sul colpo davanti agli occhi impotenti degli amici che erano con lui. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del SUEM che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
E l'altro grave incidente si è verificato sempre nella notte a Loreggia, nel Padovano, a perdere la vita un quarantenne di Stra. Sentiamo. Ha perso la vita in un tragico incidente stradale questa notte a Loreggia un 44enne che stava percorrendo via Carpane attorno alla mezzanotte. La vittima si chiamava Mauro Levorato ed era residente a Stra. Per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, l'uomo ha perso il controllo della propria automobile scontrandosi con un palo. L'impatto ha ribaltato la macchina che è finita nel fossato che corre parallelo alla strada. Il 44enne è stato estratto dai vigili del fuoco per essere trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni erano apparse da subito molto serie. L'automobilista è espirato durante il percorso per le gravissime ferite riportate. Ed un altro grave incidente si è verificato questa mattina lungo la Romea a Valli di Chioggia. Una persona è rimasta gravemente ferita, coinvolti nello scontro un furgone e una moto. Il tratto di strada è rimasto temporaneamente chiuso in entrambe le deviazioni, in entrambe le direzioni. Le deviazioni sono segnalate in loco. E proseguiamo con la cronaca. Torniamo ora a parlare della violenta aggressione subita da un ragazzo di 18 anni l'altra notte a Treviso. Il giovane, colpito da una coltellata alla gola, è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello ed è giallo sull'accaduto. È ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso il 18enne accoltellato alla gola giovedì notte nel parco Mazzotti all'altezza di Porta Fra Giocondo mentre tornava a casa dopo aver assistito ad un concerto sulle mura di Treviso. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi. Il ragazzo, prima di essere ricoverato e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, è riuscito a pronunciare solo poche parole ai primi soccorritori e poi ai genitori. Mi hanno aggredito 3 persone, 2 bianchi ed un africano. Intanto si stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli uomini della squadra mobile della questura di Treviso stanno sentendo gli amici del giovane, i familiari, eventuali testimoni alla ricerca di qualche indizio che possa essere utile per risalire agli aggressori. È giallo anche sul movente della violenta aggressione: rapina, spedizione punitiva, litigio degenerato o cos'altro. Gli inquirenti al momento non tralasciano alcuna pista. L'unico oggetto che sembra mancare è il cellulare del 18enne. Forse è stato rubato dagli aggressori. Tutti interrogativi ai quali la polizia sta cercando di dare una risposta nell'attesa che il giovane si riprenda e possa raccontare l'accaduto. E restiamo in provincia di Treviso perché sembra a tutti gli effetti un agguato quanto accaduto questa notte alle 3:40 ad Oderzo. Un uomo di 40 anni di nazionalità albanese che lavora al Casinò di Venezia è stato colpito alle spalle da un colpo di pistola impugnata da un uomo con il volto travisato da un passamontagna. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dalla sua abitazione. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Treviso. Il quarantenne fortunatamente non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri. Ci spostiamo ora in provincia di Vicenza. Sono davvero 1000 i modi che si inventa la gente pur di non pagare le multe, ma è andata male ad un vicentino di 31 anni che ora dovrà affrontare il processo. Sentite cosa è successo. Dovrà affrontare un processo con l'accusa di simulazione di reato un vicentino di 31 anni che per non pagare 2 multe aveva detto che ignoti gli avevano clonato la targa della sua auto. Tutto inventato secondo la polizia, che dopo un'accurata indagine ha scoperto che la clonazione era frutto di pura invenzione, facendo scattare la denuncia. In passato in realtà al vicentino la targa era stata clonata sul serio e per questo alcune infrazioni gli erano state tolte, non negli ultimi 2 casi. Le multe dovranno essere pagate, lui intanto andrà a processo. Primo weekend di esodo d'agosto e traffico molto intenso sulle strade e autostrade del Veneto e sulle principali direttrici verso le località di vacanza della regione. Code e rallentamenti a fisarmonica, soprattutto lungo l'autostrada 4 all'altezza dello snodo di Padova e poi in direzione Trieste, sia nel tratto veneto che in quello friulano. Sono segnalate code tra i 4 e i 5 km. Per i mezzi pesanti, ricordiamo, è vietata la circolazione in autostrada oggi fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22.
Torniamo ora a Mestre. Riaprono i mini market di via Trento, chiusi dopo la maxi retata della polizia a luglio. La chiusura sarà anticipata alle 18. Gli altri commercianti commentano: qui lo spaccio non tornerà. Ora si è spostato a Jesolo. Lo sentiamo. Riapriranno la prossima settimana i negozi al centro dell'inchiesta dello spaccio di droga lungo la stazione dei treni di Mestre. Dopo la grande retata del 10 luglio scorso, il nuovo provvedimento del questore ne prevede però la chiusura anticipata alle 18 e non più alle 20 come prima del blitz. Il perché è presto detto: i 3 negozi erano meta di ritrovo dei pusher, specie durante le ore serali e notturne. Notizia che oggi viene accolta così dai negozianti nigeriani vicini a quelli interessati dal provvedimento e facenti parte dell'associazione Zero Degrado. Cosa succederà? Qui è un posto che rimarrà così come adesso, come è pulito, non c'è nessuno casino, non c'è qualcuno che è fermo lì a spacciare. Poi altre cose, speriamo che tra poco aprono i negozi che sono stati colpiti da questa cosa. Dovranno aprire verso i 10 o 11, uno di questi 2 giorni. Vincent vive in Italia da 13 anni, racconta di come ora, dopo il blitz, la gente, italiani compresi, sia tornata a fare acquisti nel suo negozio. Prima si viveva nell'incubo, dice. Qui non si venivano più nessuno perché le persone avevano paura di venire a comprarsi, anche i turisti, i clienti, mentre passeggiavano, venivano molestati, i residenti sono stati chiusi nelle loro case, sono diventati anche prigionieri. Oggi vediamo i bambini, le famiglie, i parenti che camminano con i bambini in mano. Questo non succedeva 2 mesi fa. A fargli eco Francisca Igbinosu, definita la mami della comunità nigeriana. Lei, che ha sempre denunciato gli spacciatori, dagli stessi è stata più volte minacciata di morte. Lui ha usato bottiglie per dirmi: vai al tuo negozio brutto vecchia, tanti vieni a insultarmi. Senti, ma adesso che i negozi riapriranno tu non hai paura? Anche prima io non ho paura. Prima io non ho paura. Adesso no, perché la polizia ha fatto un buon lavoro qui. Io non ho paura. Qui tutti tra residenti e negozianti sono contenti della maxi retata, anche se però, dicono, ora il problema si è spostato lungo l'asse Marghera-San Donà-Jesolo, dove si verificano le stesse violente risse e aggressioni. Ogni tanto c'era sangue dappertutto, l'ambulanza che intervengono. Non era una cosa che i bambini dovevano vedere. La politica e l'economia. Continua la polemica sul decreto dignità. Dopo le critiche di industriali ed artigiani, allarme alla Stiga di Castelfranco, costretti a non confermare 160 dipendenti. Sentiamo. Il decreto dignità prima di tutto penalizzerà purtroppo alcuni dei nostri lavoratori, 150-160 operai che noi abbiamo la necessità di assumere con contratti a termine ogni anno durante il nostro picco stagionale, che a partire dalla prossima stagione, cioè a partire da ottobre-novembre, non potranno più trovare un posto di lavoro presso Stiga. Il direttore risorse umane della Stiga, la nota società che produce rasa erba e attrezzi per giardinaggio, non usa giri di parole per ribadire il malumore e la preoccupazione che attanaglia da tempo l'imprenditoria del nord-est per colpa del decreto dignità. La Stiga ad oggi riesce ad essere competitiva grazie a 150 lavoratori a termine e a 550 lavoratori a tempo indeterminato, tutti indispensabili per mantenere alta la competitività dell'impresa. Al momento, secondo quella che è la dicitura del decreto dignità, noi saremmo banalmente costretti a cambiare ogni anno questa manodopera che abbiamo la necessità di utilizzare nel picco, ogni anno qualcuno di nuovo, ogni anno 150-160 lavoratori nuovi, facendo perdere a quelli che ciclicamente tornano da noi un'opportunità lavorativa. Secondo, quanto può andare avanti un modello di questo genere? Per quanti anni io posso trovare ogni anno in picco stagionale 150-160 lavoratori completamente nuovi da utilizzare? Secondo l'azienda, con il decreto dignità anche i lavoratori a tempo indeterminato rischiano seriamente il posto. Non solo i 150 lavoratori a termine, ma tutti gli addetti, compresi quelli a tempo indeterminato, 400 persone circa in produzione, più altri 250 amministrativi.
Per la Stiga gli effetti della stretta sui rinnovi dei contratti a tempo determinato imposta dal decreto dignità potrebbe indurre l'azienda a spostare le sedi all'estero, tanto da convincere la multinazionale a trasferire l'attività altrove, magari negli altri stabilimenti in Cina o in Slovacchia. Noi abbiamo già stabilimenti produttivi in Slovacchia ed in Cina. Purtroppo, lo ripeto, il rischio maggiore lo corrono i bravissimi lavoratori che abbiamo qui, non soltanto nell'immediato, come abbiamo detto, i 150-160 lavoratori a termine, ma nel medio termine a correre il rischio sono purtroppo le altre 400 maestranze di grande valore che noi vogliamo tutelare, che oggi fanno produzione qui a Castelfranco Veneto e producono i migliori trattorini per il taglio dell'erba in Europa. A Venezia ora nuove regole in arrivo per le feste nei campi e campielli e il timore è che la burocrazia dia il colpo di grazia alla già morente vitalità di una città sempre meno a misura di residente. Da un lato le nuove prescrizioni del decreto Minniti che impongono pesanti limitazioni a chiunque voglia organizzare un evento sul suolo pubblico. Dall'altro l'antica tradizione conviviale delle cene in calle e delle grandi tavolate nei campi, allestite dai veneziani da tempo immemore, anche in modo improvvisato. Cerca di salvare le une e le altre il nuovo regolamento di polizia urbana in discussione in questi giorni nelle commissioni, prima di approdare in autunno in Consiglio Comunale. Noi diciamo come maggioranza che vogliamo ottemperare alla normativa vigente, aggiornarsi anche rispetto alle ultime circolari del capo di gabinetto del Ministero, proprio per far sì anche però di trovare quell'equilibrio utile a poter garantire, anche attraverso importanti azioni di semplificazione e di richiesta di questi, un miglior utilizzo da parte di tutti. Una mediazione non facile che solleva perplessità anche all'interno della stessa maggioranza. Non è possibile che per organizzare qualsiasi cosa sia necessario presentare le carte bollate, avverte il Fucsia Maurizio Crovato. Sarà necessario prevedere qualche deroga, altrimenti si metterà a rischio la sopravvivenza di quel poco di spontaneità rimasta tra gli ultimi superstiti veneziani. Simili timori vengono espressi anche dal presidente della Municipalità di Venezia Giovanni Andrea Martini, tra gli organizzatori della nota manifestazione in campo Scuggeri e Pironi. Regole troppo restrittive, lamenta, intaccherebbero la vita e il tessuto sociale della città. Ma dalla lista Brugnaro rassicurano. Non ha una funzione punitiva, anzi ha una funzione di permettere alla polizia municipale di poter controllare effettivamente quello che viene richiesto e attraverso gli adempimenti più semplici che verranno messi in campo, vedi anche le città in festa come format che ha avuto un notevole successo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3, andiamo ora a Padova, addio allo stadio Euganeo, arriverebbe il nuovo stadio, forse anche un'arena per la musica e tra qualche anno Padova Ovest potrebbe cambiare totalmente volto, sentiamo. Come amministrazione comunale sai che finché non viene messa la prima pietra purtroppo bisogna stare con i piedi per terra, però siamo a un passo importante. Per ora c'è solo il rendering, come si dice oggi, vale a dire una sorta di immagine fotografica realizzata col computer, ma il progetto per il nuovo stadio di Padova, secondo il comune e la società, è già ben avviato e potrebbe vedere la luce in pochi anni. 16.500 posti a sedere per un costo tra i 60 e i 70 milioni di euro, con possibile conclusione dei lavori per la stagione 2021-2022. Mi pare già un annetto che ci stiamo parlando, ragionando attorno a questo progetto, per cui diciamo un'idea di massima c'è su quello che potrebbero essere i costi e i ricavi. Adesso però dobbiamo formalizzarli, perché un conto che una persona mi dica sì, io ci sono, è un conto che me lo scriva su un pezzo di carta e me lo firmi. Ecco, per cui diciamo, questo adesso quando dico passiamo nella seconda fase, è quello di cominciare a mettere assieme i numeri, le persone con degli impegni ben precisi. Dopo neanche 30 anni di attività il vecchio stadio Euganeo potrebbe presto essere demolito per lasciare il posto a ciò che viene definito una piastra sportiva polifunzionale, diversi campi da calcio e un centro di medicina sportiva aperti ai padovani, il settore giovanile del calcio Padova, un ristorante, un albergo e altro ancora, ma a Padova Est potrebbe sorgere anche un'arena della musica. Qui stiamo discutendo di aree comunali, con investimenti di privati su aree comunali, quindi c'è una strada sicuramente da seguire, che ce l'ha detta le norme attuative del nostro comune, ma
sono aree nostre, quindi possiamo disporne come e quando vogliamo. I cantieri del Luganeo potrebbero aprirsi nel maggio del 2020 con l'abbattimento della tribuna nord e di una parte della tribuna ovest. Il Padova potrebbe continuare così a disputare qui gli incontri casalinghi. La seconda annata porterebbe alla conclusione dei lavori. Restiamo a Padova perché sono 500 i giovani padovani che l'11 e il 12 agosto parteciperanno al primo incontro dei giovani italiani con Papa Francesco. Al via il cammino con mezzi diversi, compreso il kayak. Vediamo. Scarpe comode ai piedi, voglia di incontrarsi e di vivere momenti di fede. Un agosto a misura di pellegrino per i giovani della diocesi di Padova, pronti a vivere il primo incontro dei giovani italiani con Papa Francesco, in calendario a Roma l'11 e il 12 agosto. Da Padova tutti o quasi partiranno il 10 agosto in pullman, ma prima si fermeranno al Santo, dove riceveranno la benedizione del vescovo Claudio Cipolla e del rettore della Basilica padre Oliviero Svanera. Ma 224 di loro a questo appuntamento arriveranno dopo aver camminato lungo alcuni percorsi singolari sulle tracce di santi e testimoni dei nostri giorni. Tra questi un'esperienza in kayak per 26 giovani con partenza da Vedelago e arrivo a Isola del Deserto a Venezia, e poi un viaggio nei luoghi della carità alle porte di Padova e da Cittadella a Cimagrappa lungo le tracce di San Pio X e San Giovanni Bosco, nei posti dove 100 anni fa i loro coetanei combatterono la Prima Guerra Mondiale. Ma ad accompagnarli ci sarà anche San Benedetto, con arrivo a Santa Giustina. In pullman a Roma, ma non solo, 16 ventenni delle parrocchie di Saccolongo e Caselle da Papa Francesco arriveranno in bicicletta. I Los Massadores festeggiano oggi 10 anni della band. Questa sera una grande festa a Villa Emo, a Fanzolo di Vedelago. Il ricavato andrà in beneficenza. Io dico sempre, prima di iniziare, fai bene amore, che è più importante di mangiare. Se tu fa bene amore, tua moglie cucina bene. Se no fa tanto amore, tuo marito ristorante. Fai bene amore, ascolta Massadore. I noccioli del rock festeggiano i 10 anni. Los Massadores, la band trevigiana che canta in dialetto ed ha collezionato centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, si prepara alla grande festa di sabato sera a Villa Emo a Vedelago, dalle prime cover vestiti da pagliacci nel bar del paese alla notorietà con il brano Ioani, scritto per raccogliere fondi dopo la devastante tromba d'aria di Vallà. Ma Ioani, cori scritto vieni qua, nel caramaltar tutti i frondari, e paria il demonio, sacramento, vada quanti, maiani. Famosi ma ben radicati sul territorio, tanto che uno dei componenti della band, Matteo Guidolin, nel 2014 è diventato sindaco di Riese Pio X, coniugando l'attività amministrativa con quella musicale. Non è facile coniugare le due cose, ma ci proviamo, insomma. Comunque noi festeggeremo questi 10 anni di tristezza per la musica italiana, perché il nostro evento ha portato solo scarsezza di qualità alla musica italiana, ma scherzi a parte, cercheremo di ripercorrere la nostra carriera in una serata speciale con un sacco di ospiti, in un contesto che è incredibile, che è quello di Villa Emo, che è un patrimonio dell'umanità come noi, e sarà speriamo sia una serata molto divertente per chi sarà presente. E ora che facciamo anche un biscotto, perché sempre da contarmi di a Cecilia, de su Sorea, di a Fertilla, del fiore sole voda, di a comare, di a Ginetta, che l'è andato a bianco e che sposa a cosetta, cappagasso suocero. Ed ora con il prossimo servizio vi portiamo al Museo Civico di Bassano del Grappa per mostrarvi una mostra piena di segreti. Vi siete mai chiesti cosa si cela dietro ad un celebre dipinto? Al Museo di Bassano fino al prossimo 3 settembre una mostra svela in maniera inedita i segreti delle opere d'arte della collezione cittadina. Le tele per la prima volta girano le spalle al visitatore per raccontare altrettante affascinanti storie. E così per una volta ritratti, paesaggi, nature morte, scene sacre e profane resteranno invisibili, per lasciare invece spazio ai loro lati più segreti. Il retro di ciascuna tela delle opere selezionate da Chiara Casarin, ideatrice
e curatrice dell'esposizione, racconta e documenta una precisa storia ignota al pubblico e finora mai raccontata. In effetti è una mostra che non era mai stata realizzata prima, nasce dalla voglia di scoprire di più del nostro patrimonio. Tutte le opere in mostra, sono 77, sono di proprietà del Comune di Bassano del Grappa e fanno parte delle collezioni permanenti del Museo Civico. E noi a tutte le opere in collezione abbiamo chiesto che cos'è che non hai ancora detto, le abbiamo girate e abbiamo scoperto cose sorprendenti. Tele, telai e cornici si mostrano supporto di informazioni determinanti per la conoscenza della storia del dipinto, dell'artista e di coloro che nel tempo lo hanno posseduto e talvolta svelano segreti inattesi. La prima opera in mostra, il monocromo di Canova, sul retro del Mercato degli Amorini che tutti conoscono, sono disegnate sempre con la tecnica del monocromo 5 danzatrici ed è già questa un'opera che merita tutta la mostra. Per scoprire tutti i segreti di Abscondita c'è tempo fino al prossimo 3 settembre. La mostra è allestita nella galleria del Museo Civico di Piazza Garibaldi. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo, ma con qualche temporale sul Triveneto. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole un po' su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, si accenderà l'instabilità sulle Alpi con qualche temporale localmente fin verso le pianure. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 31 e 35 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini. Ampio soleggiamento invece altrove, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, valori massimi piuttosto caldi, compresi tra 33 e 36 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità dal pomeriggio, con temporali piuttosto frequenti, possibili un po' su tutta la nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime intorno ai 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 33 e 36 gradi circa. È tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.